assolutamente doveroso ed era anche appunto un messaggio che aveva avuto una spinta anche da tantissimi consiglieri capigruppo, appunto di fare una presenza ufficiale del Consiglio regionale. Sicuramente un fatto tragico, però anche un esempio di quello che ha fatto Valeria nella vita, di come si sta comportando la famiglia in questo momento, assolutamente un esempio che, mi permetto di dire, ci rende orgogliosi e che anzi non dimenticheremo questo tipo di appunto lezione di convivenza, di civiltà e di come si può affrontare una tragedia anche in maniera composta e assolutamente rispettosa del ricordo della figlia che è venuta a mancare. Valeria continuerà ad essere molto presente perché il suo lavoro, il suo impegno, i suoi studi, soprattutto sull'emancipazione femminile, sul lavoro delle donne, che è il primo elemento di vera integrazione, proseguirà, perché noi ci impegneremo a istituire una borsa di studi di alto livello per ricordare il lavoro di Valeria, e io penso che il suo motto, che era quello "Avanti ragazze al lavoro", dovrà essere proprio il motto che porteremo avanti tutti insieme. La politica dia una svolta e incominci anche ad usare un linguaggio che Valeria avrebbe usato in queste circostanze, mai fermarsi, mai abbassare la testa,